e benvenuti sull'altopiano dei 7 comuni, l'altopiano di Asiago. Ho parcheggiato la macchina a Malga Galmarara, che potete vedere lì alle mie spalle, dove c'è un piccolo parcheggio molto gettonato, e oggi andrò a fare il tentativo di arrivare a cima 12, la cima più alta nella provincia di Vicenza, la cima più alta dell'altopiano. Sono 3 ore e mezza circa di cammino dalla Malga Galmarara e già ho fatto una mini avventura per arrivare fin qui, perché dalla strada principale giù ci sono 7 km di strada sterrata, quindi se vorrete affrontare questo trekking e questa escursione metteteli in conto. Io parto e andiamo a conquistare anche cima 12. È molto gettonata e quindi vamos, let's go! Non so se la fotocamera sia così generosa, però lì sotto c'è il parcheggio, quella col tetto verde laggiù è la Malga Galmarara. Questa è la strada principale che si dovrebbe percorrere. Certo che ci sono dei tagli e noi andremo ad eseguirli, tanto è tutto segnato benissimo. Ragazzi, questo è un bivio molto importante. Noi adesso prenderemo la sinistra qui, come indica questo cartello. Questa è località Buso della Pesa. Vedete cima 12, sempre l'830. Si sale di qua. Questa parte di percorso è un bel saliscendi tra i pini mughi e quindi immagino sia il paradiso per gli amanti di questo tipo di grappa. Ma a parte gli scherzi, ho fiatone perché comunque i punti dove va in su spinge in maniera dignitosa ed è bello così. Vamos! Qui c'è un piccolo bivacco. Ragazzi, da qui cominciamo a scorgerla, eccola lì, cima 12. Ovviamente l'altopiano di Asiago si parla sempre della Grande Guerra, ogni posto la ricorda. Questa è la strada del Kaiser. Ci sono un sacco di sentieri, un sacco di possibilità per gli escursionisti e per chi va in bici. Qui si va anche verso l'Ortigara, quindi ce n'è per tutti i gusti. E noi però proseguiamo verso cima 12 per l'835, come indica questo cartello. Noi qui ci troviamo al bivio Italia, al 1979.
bivio di quota, siamo a 1985 metri e il sentiero per Cima 12 adesso inizia a farsi interessante, perché fino a qui è stata una passeggiata di salute e adesso inizierà la parte secondo me un po' più tosta. A questo punto siamo a 2175 metri, la montagna è montagna vera, mancano ancora 40 minuti per arrivare alla vetta e è veramente un posto bellissimo. Adesso appena giro la fotocamera vedrete la maestosità, tutte le cime dell'altopiano si intravedono. E qui si prosegue ancora per l'835, altri 40 minuti di strada così per arrivare all'impagabile vista di Cima 12. Di Cima 12, eccoci qui arrivati. Fantastico, sono soddisfatto veramente. Arriviamo alla croce dove possiamo trovare anche il libretto che la signora sta compilando, poi ci lasceremo anche la nostra frase, il nostro ricordo. Oltre la croce, là in fondo possiamo scorgere il lago Rai, là c'è Cima d'Asta, più indietro ci sono le pale di San Martino, di qua vediamo l'Ortigara e più su di là si vedrebbe anche dove siamo andati l'anno scorso al Portule. Questa è la cima più alta dell'altopiano e della provincia di Vicenza, Cima 12. Ovviamente per salire alla Cima 12 si può arrivare da vari punti. Io ho scelto di arrivare dal percorso classico da Malga Galmarara, però si può arrivare anche da Malga Larici e per i più temerari si può arrivare anche dalla parte opposta, dalla parte della Valsugana e quindi da Pergine.
spara un bel 1500 di dislivello, quindi per i più temerari, per chi ha il polmone d'acciaio, è una bella prova da superare. Però guardate qui quanto merita questo paesaggio. Per il ritorno si scende dalla stessa strada da cui si è saliti, almeno fino al bivio Italia, dopodiché farò la mulattiera che non ho fatto all'andata, la farò al ritorno. Ne valsa la pena arrivare su a Cima 12, è una bella soddisfazione, insomma sono 2300 metri conquistati e dai, fa sentire bene. Adesso praticamente la strada, non so se si riesce a vedere a favore di telecamera, che dovrò fare è proprio quella, quindi gambe in spalla e si va. Scendiamo. Tornati al bivio col sentiero 208, dove mi sono fermato anche prima. Vi ricordo che qui c'è la strada che volendo si può andare all'Ortigara, che è giusto quello in fronte a noi là, quindi potenzialmente ci si può fare sia Cima 12 che l'Ortigara e volendo anche il Portule. Quindi, come vi dicevo prima, qui c'è una vastità di sentieri pazzesca e potete scegliere quello che più vi aggrada. L'ultimo pezzo, questo qui, spinge assai e quindi fatevene una ragione. Per arrivare a Cima 12 bisogna un po' soffrire, ma è una bella sofferenza, perché una volta arrivati sopra viene ripagata da una vista spettacolare, come abbiamo potuto ammirare dal lago Rai a tutte le cime dell'altopiano. Stupendo, stupendo. Con una bella giornata si riesce a vedere anche le palle di San Martino e quindi direi che è un percorso ottimo e super gradevole. Intanto questo è quanto, insomma. Prima vi dicevo che si possono trovare in tutta la zona dei riferimenti alla guerra. Guardate lì, quello sicuramente era un forte, postazione militare. Questo era un luogo di confine. Si sono combattute cruentissime battaglie. Qui appunto stiamo per arrivare quasi al bivio Italia e il nome la dice lunga su quello che può essere successo da queste parti. Quindi camminare qui nell'altopiano è anche un camminare nel ricordo, e ricordiamoci sempre che il valore della pace è forse il valore più importante che dovremmo trasmettere alle generazioni future.
Eccoci a Viva Italia. Noi prima siamo scesi di qua, abbiamo proseguito lungo questa strada. Adesso io scendo di qua, giusto per fare una strada diversa, e questa sarà tutta una mulattiera così. Qui dietro di me ho appena superato il bivio Conrad e la segnaletica mi dice che mi mancano 5 km Malga Galmarara, e questa è la strada che fanno i bikers con la mountain bike, però probabilmente la allungo un po', ma vedo qualcosa di nuovo, perché prima ho fatto questa vallata qui in mezzo ai pini mughi, quei saliscendi. Adesso potete scorgere quella strada laggiù, quel bivio che abbiamo preso questa mattina. Siamo saliti. Ultimi metri ed eccoci arrivati al parcheggio della Malga Galmarara. Questo giro di 16 km e mezzo io l'ho concluso in 4 ore e 20 circa. Siamo partiti da bivio Malga Galmarara a 1614, siamo arrivati su a Cima 12 a 2336 più o meno, quindi ci siamo fatti anche un buon dislivello. Abbiamo fatto questa meravigliosa escursione nell'altopiano di Asiago, che la consiglio anche a tutti quanti voi, e con il sottofondo dei campanacci, delle mucche qui dietro. Io vi saluto, voi fatemi sapere sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto, e ditemi un po' cosa ne pensate, suggeritemi altre escursioni, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!